Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima in diretta del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Marietta Tershon, che è la dirigente del giardino della Villa Mirasasso a Cesana in Slovenia, con la quale parleremo di questo giardino e poi parleremo anche di questa iniziativa che è in programma nel weekend in questo weekend, e cioè le giornate giapponesi. Intanto, dottoressa, grazie per essere tornata nei nostri studi. Qual è la storia del giardino? Innanzitutto grazie di averci invitato, siamo molto contenti di rientrare in questo studio per alla fine presentare il giardino. Comunque se inizio il giardino della Villa Mirasasso con la villa inizia nel 1848 grazie ad una famiglia greca, famiglia Scaramanga, che ha anche addentellati con Trieste. Certo, per questo anche siamo qui. Praticamente questa famiglia proveniva dall'isola di Chios in Grecia, però nell'822 sono emigrati qua a Trieste, dove si sono fatti un impero, erano dei mercanti praticamente. E poi alla fine, sotto l'Austro-Ungheria, volevano avere anche una residenza estiva a Cesana, che è confinante a Trieste. Proprio per questo siamo anche molto collegati con questa bellissima città. Si sono costruiti la Villa Mirasasso, il che significa mirare il sasso come un contrappeso al castello di Miramare. Giuro che non ci avevo fatto, caso minimamente. Praticamente mirare il mare. E poi hanno costruito anche il giardino secondo giardini storici italiani. Questa famiglia era proprietaria dell'intera tenuta per 100 anni. Fino al 1950, quando praticamente il giardino e la villa sono diventati pubblici, ovvero di proprietà del comune di Cesana. La struttura adesso noi possiamo farvi vedere magari dal sito del giardino, che tra l'altro ha l'edizione, si può leggere in italiano, in inglese e in sloveno. Questa è la villa, no, dottoressa? Sì, questa è la villa. Dietro c'è una costruzione più nuova probabilmente. Sì, questa è la Villa Mirasasso, oggi la sede del comune di Cesana. Ok. E in vicinanza anche il giardino praticamente all'italiana. Ecco, la villa ha una struttura più simile, adesso per l'amor di Dio vado molto a spanne, sì. E ricorda un pochettino quasi Villa Sartorio, detta così, sì. Proprio, ripeto, vado molto a spanne, e quindi la villa è sede del comune. Sì. E poi c'è anche il giardino con una bellissima serra del 1890 costruita dal secondo ramo della famiglia Scaramanga da parte di Viru Mirto, che era la seconda proprietaria della tenuta. E assomiglia un po' anche se non mi sbaglio, alla serra della Villa Rivoltella. Può essere sì. Comunque il giardino si espande su un territorio di 2 ettari, una volta 3 ettari, sempre diviso in 3 parti, parte formale, informale e una parte terziaria, dove ci avevano praticamente dei vigneti, orti e così via. Comunque il giardino ha anche una bellissima collezione di piante provenienti da diverse parti del mondo. Siccome la famiglia Scaramanga aveva una flotta e sempre pretendeva dai propri marinai di portare piante provenienti da diverse parti, quali venivano piantate in questo piccolo giardino. È importante anche dire che la famiglia praticamente ha cambiato questa piccola parte di Cesana da un mondo molto roccioso in un giardino verde, un'oasi verde in mezzo a una landa carsica. E poi è anche importante dire che praticamente hanno immerso anche diversi elementi culturali, come grandi amatori sia della natura, cultura, arte,
così possiamo trovare non solo la villa ma anche diverse statue molto tipiche per i vostri giardini e poi anche altri elementi culturali. Ecco, questa è un'altra immagine che abbiamo trovato da un altro sito che rende appunto l'idea della struttura. E tra l'altro mi diceva appunto questa particolarità di essere nato in contrapposizione con Miramare nel nome, Sì. però non è solamente questo il legame con Trieste, l'abbiamo già detto. No, sicuramente, siccome la famiglia viveva sia a Trieste sia a Segiana, questo è un grande collegamento. Abbiamo anche un bellissimo rapporto con la comunità greco-orientale di Trieste che ha praticamente ereditato il patrimonio qua a Trieste, siccome l'ultimo proprietario Giovanni non ci aveva eredi. Okay. Abbiamo questo bellissimo rapporto, ci hanno anche aiutato molto con la realizzazione di un bellissimo progetto Giardini del Carso, dandoci tutto il fotomateriale della famiglia Scaramanga. Ci hanno anche visitato e così abbiamo questo bellissimo rapporto, perché comunque la storia del giardino è legata anche alla comunità greca triestina così. È bello però, no, dottoressa, che ci siano sempre di più questo tipo di collaborazioni, questo tipo di rapporti fra realtà culturali, scientifiche e storiche, Certo. delle quali magari noi conosciamo. Alcune le conosciamo di più, alcune le conosciamo meno, però al di là di questo è importante proprio sottolineare questa collaborazione che davvero ormai è parte, direi che è parte integrante del vivere quotidiano della città e di ciò che circonda Trieste, come appunto Segiana. Certo, io devo dire che anche il comune di Segiana collabora tantissimo con diversi comuni nella provincia di Trieste, Certo. Gorizia, adesso si sta svolgendo anche un bellissimo progetto sul geoparco transfrontaliero. Nell'ambito di Gorizia 2025 oppure No, era una cosa che era già... Interreg Italia-Slovenia, allora collaboriamo tutto il tempo con voi, i nostri vicini, e nell'ambito di questo risale anche poi il giardino della Villa Mirasasso. Sì, noi siamo un piccolo mondo, ma un mondo comunque aperto. C'è un collegamento che ci lega alla storia ed è giusto anche parlare di questo nei tempi odierni e anche per il futuro. Comunque devo dire che in comparazione con le foto che le sta mostrando, il giardino oggi è un po' diverso, molto più bello. Beh, è già così bello, però proprio in questo periodo stanno fiorendo anche le rose, siccome la famiglia Scaramangaccio aveva una bellissima collezione di rose, più di 100 varietà di rose rifiorenti. E proprio 7 anni fa abbiamo deciso di rimpiantarle, così adesso è praticamente un giardino molto bello. Molto bello, può dirlo tranquillamente. È un bellissimo giardino storico, così. E senta, prima, altrimenti poi dimentichiamo, magari riprendiamo dopo. Sì. Invece il weekend giapponese, parliamo un tanto di questo, poi dopo torniamo anche sull'apertura del giardino. Allora, eccetera. noi come gestori del giardino comunque provvediamo sia a diversi eventi culturali, scientifici e così via, e proprio questo weekend stanno ritornando giornate giapponesi, per noi molto importanti, perché anche questa volta organizzate in collaborazione transfrontaliera praticamente, grazie ai membri della Alpe Adria Bonsai School e il team, e grazie ad un maestro spagnolo, Luis Villa González, e il 4 anni che queste giornate si stanno sviluppando con una bellissima mostra internazionale di bonsai e poi anche altri contenuti relativi al Giappone. Allora ci saranno per 2 giorni con diversi contenuti dalle 10 fino alle 18.
così mi lascio invitare anche no? la gente di Trieste, siccome dobbiamo dire che siamo molto contenti che anche tanti triestini, acquistando la cartina annuale, ci visitano molto spesso. L'orario è? Gli orari sono un po' diversi, ma adesso dalle 8 fino alle 19. Ah, quindi un'apertura molto ampia. Sì, molto ampia, così tante persone vengono anche solo a leggere un libro, a rilassarsi. Sì, proprio. E così. Ma per esempio, forse ne abbiamo già parlato l'altra volta, le altre volte che ci siamo incontrati, ci sono anche delle piante che arrivano dal Giappone, dei fiori che arrivano dal Giappone? Anche questo, però soprattutto è nata questa idea in base a questo bellissimo rapporto con i membri dei bonsai, e perché anche altre piante provengono da diverse parti, allora cerchiamo sempre di scegliere contenuti che si collegano bene con il contenuto del giardino proprio. Così. Quindi è un discorso anche estetico? Anche estetico, così anche arte, perché comunque la cura dei bonsai è un'arte alla fine, no? Cerchiamo sempre di scegliere contenuti che stanno bene nel giardino. E mi perdoni, da un punto di vista, io qua devo dire la verità, io ho fatto morire anche un cactus, per cui di queste cose devo dire la verità, non sono troppo bravo. Però il discorso, cioè mi incuriosiva, alcune piante giapponesi attecchiscono anche in realtà come la nostra, con un clima diverso, eccetera, o non vi ponete nemmeno il problema? No, certo che per esempio noi abbiamo anche il ginkgo, che è una pianta che praticamente era la prima pianta dopo l'attacco della bomba atomica sul Hiroshima e Nagasaki. Poi c'è il pino nero, che è praticamente una pianta che è una pianta proprio del karsto. Sappiamo che la landa carsica non è solo delle nostre parti, ma è anche in Cina, Giappone e così via. Allora i bonsai praticamente sono piante diverse che con la propria cura sono modificate in un certo... Tra l'altro questo potrebbe essere anche un suggerimento anche per i triestini in questo fine settimana, di andare a vedere appunto le giornate giapponesi a Cesana e poi magari ritornando la prossima settimana, a questo punto durante la settimana, andare a vedere anche il Museo Orientale di Trieste, che racconta anche l'arte giapponese, eccetera, quindi uno può anche districarsi in questo senso, anche perché il giardino del resto lei ce l'ha anche detto, offre anche la possibilità di iniziative culturali, non solamente botaniche e scientifiche. Certo. Se mi lascia dire, solo per non dimenticare, nell'ambito delle giornate giapponesi ci saranno tutti e 2 giorni a pomeriggio anche dei workshop dedicati alla popolazione locale. Allora chi vuole può provare e poi magari scopre un amore. Magari magari se ci vengo anch'io riesco a capire che forse non sono così la cura distruttivo. dei bonsai, devo dire veramente che soprattutto gli uomini siete questo dedicati. L'avevo già sentito. Poche donne hanno questa pazienza. Se no sì, nell'ambito della gestione lavoriamo su diverse aree, non solo sugli eventi o guide turistiche o praticamente visite individuali del giardino, ma anche sull'area dei progetti locali, regionali, anche transfrontalieri. E poi anche al punto di vista un po' più scientifico, però non tanto, perché questo giardino non è nato per essere un giardino scientifico, ma proprio per l'amore verso la natura, arte, cultura, per avere un spazio privato dove praticamente invitare anche propri ospiti e così. È un'altra cosa, giardini botanici e giardini storici dal punto di vista della bellezza c'è un po' di differenza, per questo anche noi ci atteniamo a questa differenza. Mi perdoni solo, siamo verso la chiusura, c'è differenza fra il concetto di giardino e parco?
parco forse è dall'idea di qualcosa di più grande. Sì, tanti dicono, non so, perché non possiamo metterci una coperta, sdraiarci così sull'erba, nel Central Park of New York possiamo farlo. Praticamente parliamo dei giardini storici, quali devono essere rispettati in un modo diverso. Per questo, secondo noi, come gestore, c'è una grande differenza. Per noi sì. L'idea può essere anche appunto che il giardino sia più piccolo, più contenuto ed eventualmente curato nella sua interezza. Il parco può avere anche dei luoghi più, come dire, meno curati, mi viene in mente questo termine che non è correttissimo, dove appunto ci si può anche sedere quello che venne fatto a Central Park da anni. Abbiamo ancora tempo solo per riflettere, abbiamo mezzo minuto, gli orari del giardino sono quelli che lei ha detto prima? Sì, sono dalle 8 alle 19? Sì, così, durante l'estate, primavera, autunno. Anche le giornate giapponesi saranno aperte praticamente, soprattutto dalle 10, le giornate giapponesi, con una bellissima inaugurazione fatta anche dal sindaco del comune di Sejana e anche dalla rappresentante dell'ambasciata di Giappone a Lubiana. Ci saranno anche molti membri facendo diversi contenuti come massaggio shiatsu, meditazione, perché poi tutto diventa anche workshop, tutte le manifestazioni collaterali, insomma, come si usa però dire. Con un punto dirò così, verso la protezione della natura, non è un evento di massa. Non è una fiera, eccetera. Allora, io ringrazio la dottoressa Marietka Terchon per essere stata nostra ospite. Ricordatevi, fate un salto alla villa Mirasasso di Sesana, indipendentemente poi anche dalla presenza del fine settimana giapponese, perché vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Sì, grazie tante. Andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale, che si apre con la cronaca ancora col caso Resinovic, perché Claudio Sterpin è tornato a parlare alla nostra emittente, rivelando quello che dirà in sede di incidente probatorio durante l'udienza fissata al 23 luglio. Al centro della questione la telefonata con Liliana Resinovic alle 8:22 del 14 di dicembre. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto, questo dico io. Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, quelle di Claudio Sterpin, mentre con la memoria ripercorre gli ultimi momenti passati al telefono con Liliana Resinovic prima della definitiva scomparsa. È la telefonata della mattina del 14 dicembre 2021 alle 8:22. I due stavano programmando la loro fuga da Trieste, poi Liliana è uscita di casa e non è più tornata. La chiave del mistero ruota attorno a quelle ore, dalle 8:50 circa fino a mezzogiorno. In questo intervallo è successo qualcosa di terribile, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini. Liliana sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano dentro il boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, all'altezza del civico 21, stando al documento di richiesta di incidente probatorio che il PM ha depositato sul tavolo del GIP. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. Parole che verranno ripetute nell'udienza di incidente probatorio fissata per lunedì 23 giugno. Le dichiarazioni di Sterpin verranno assunte come prova in vista del processo. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva,
cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente, e quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo, perché non c'è altro. Dopo la telefonata Liliana è uscita di casa, ha buttato la spazzatura percorrendo via Damiano Chiesa per arrivare infine in piazzale Gioberti, ultimo avvistamento, poi il buio totale. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro, e lo voglio ripetere, punto, tutto qua. Il segretario regionale del FIALS, Fabio Potocnik, è intervenuto in merito alle aggressioni di cui è vittima il personale sanitario dopo l'episodio più recente accaduto a Duino, sottolineando anche le ripercussioni psicologiche di questi avvenimenti. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto al centro di salute mentale di Domio e si è concluso con l'arresto dell'aggressore, il che consola ma certamente non solleva il personale sanitario, troppo spesso vittima di episodi del genere. E abbiamo chiesto di istituire un tavolo regionale per analizzare anche dove questo accade e come intervenire per ridurre il più possibile. Al momento, come sottolinea Potocnik, di soluzioni ve ne sono poche, anche se da quando gli episodi sono iniziati, di fatto in periodo pandemico, su una maggiore sicurezza per il comparto si è cominciato a discutere. Alcuni pronto soccorso hanno la chiamata diretta con le forze dell'ordine, ovviamente anche le forze dell'ordine rispondono nel momento in cui sono disponibili, se non sono già impegnati in altre situazioni, però sicuramente anche degli strumenti. Si parla adesso delle body cam da portare addosso, è tutto per disincentivare il malintenzionato ad aggredire l'operatore sanitario che si trova suo malgrado in una situazione di pericolo e non ha gli strumenti per potersi anche difendere. Insomma. Vi è però un dato che il segretario regionale FIALS sottolinea e sul quale davvero poco si riflette quando si raccontano determinati avvenimenti. La maggior parte degli operatori sanitari è donna e quando ci si rivolge con l'aggressività a una donna, anche dal punto di vista psicologico ha dell'influenza molto e ritornare al lavoro dopo essere stati aggrediti è sempre molto, molto complicato e difficile e hanno bisogno anche di uno sostegno psicologico proprio per poter ritornare a lavorare in serenità. Ecco. Presentato dall'assessore Tognolli il bonus per il rimborso taxi dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme con bambini fino a 3 anni. Un rimborso fino a un massimo di 100 euro annui alle neomamme e alle donne in gravidanza che vogliono spostarsi in taxi. È l'iniziativa presentata dall'assessore comunale alle politiche sociali Tognolli insieme al consigliere regionale Giacomelli. Su iniziativa del consigliere regionale Claudio Giacomelli, che ringrazio, davvero una bella collaborazione tra comune e regione. Bonus taxi per le neomamme che sono gestanti o che hanno un bambino fino all'età di 3 anni per poter utilizzare il taxi ed essere rimborsate. È un'iniziativa importante, un'ennesima iniziativa di grande attenzione alle persone e in particolare alle famiglie. Ma faceva anche parte di una campagna iniziata nel 2023 e che ci occuperà fino al 2027, di cui parlo spesso, che è Quartieri al Centro. Noi sappiamo che Trieste ha uno sviluppo nel centro storico, economico, turistico straordinario, nessuno vuole bloccarlo, anzi vogliamo implementarlo, però Trieste naturalmente non è né Disneyland né Las Vegas, è molto importante la vivibilità per i triestini residenti e così una
donna incinta o con bambini fino a 3 anni avrà questo bonus taxi che le consentirà di muoversi rispetto a una città in cui sappiamo venerdì, sabato e domenica è molto difficile trovare parcheggio. Dei 100.000 euro stanziati dalla Regione, più di 80.000 sono andati al Comune di Trieste, che ha quindi potuto pubblicare il bando. Il bonus è riservato alle donne residenti a Trieste in stato di gravidanza o con figli fino a 3 anni d'età e un ISEE non superiore a 30.000 euro ed è valido per il trasporto con taxi o noleggio con conducente, non per l'autobus. Le richieste si possono presentare via PEC o in forma cartacea, compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune, corredato dalla documentazione della spesa sostenuta per le corse che possono coprire tutta la Regione. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'ispettore Tiziana Martini, che ringrazio e saluto e alla quale cedo la linea per le consuete comunicazioni che riguardano traffico e viabilità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, allora, la giornata odierna abbiamo avuto vari interventi, soprattutto per quanto riguarda rimozioni di veicoli in zone di divieto per lavori, in particolare in zona San Giusto, lungo la via Tommaso Grossi, viale della Rimembranza e piazzale della Rimembranza, per l'arrivo di alcuni mezzi pesanti. A proposito di questo, volevo segnalare che in questo momento la via San Giusto, all'altezza del circa del Civico 18, è bloccata a causa appunto di un tir che è rimasto fermo lì. Adesso vediamo con i colleghi di risolvere la situazione. Ricordo che continua la chiusura del parcheggi delle rive ancora oggi fino alle ore 19 e questa sera continua la chiusura della Galleria San Vito dalle ore 22 alle ore 05 per delle manutenzioni all'interno della galleria stessa. Per la giornata di oggi non avrei altre cose da segnalarvi. Grazie ispettore Martini, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Daniele Dellicarri è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo della Triestina, contratto rinnovato sino al 30 giugno del 2027. La Triestina ha blindato Daniele Dellicarri per altri 2 anni, rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. La conferma del direttore sportivo era considerata uno dei tasselli chiave per il futuro della squadra. È la stessa società a comunicare il buon esito dell'operazione. La Triestina è lieta di comunicare, si legge nella nota, di aver esteso il rapporto con il direttore sportivo Daniele Dellicarri con un accordo di durata biennale. Dopo il percorso da calciatore, ricorda la nota, Dellicarri, classe 71, ha iniziato quello dirigenziale nel 2008 come direttore sportivo, incarico che ha ricoperto nel biennio 2022-2024 a Pescara, prima di approdare in Alabardato nel novembre 2024. Subito è arrivata anche la risposta del diretto interessato. Il club, scrive il direttore sportivo, mi ha mostrato fiducia nel proseguire un percorso che, se da un lato è complicato, dall'altro rappresenta un'ulteriore grande sfida da affrontare. Daniele Dellicarri e Attilio Tesser, che attende anche lui una chiamata dell'Unione per guidarla ancora in campo, sono coloro che hanno evitato l'affondamento della nave in una stagione che definire travagliata è poco. In Comune questa mattina è stata presentata la stagione estiva dell'Armonia, che inizia già sabato prossimo e si concluderà il 9 agosto, sempre un sabato. Neppure il tempo di riposare un po' dopo la fine della stagione regolare, che già Armonia torna in scena con Restate in Armonia, la stagione estiva in programma al Teatrino Basaglia dell'ex OPP, a cominciare dal 14 giugno e fino al 9 agosto. Si parte con Sold Out per proseguire con Meglio Soli il 21, Tutto può succeder sabato 12 luglio, Cule Camisa il 19 luglio, Non è successo niente sabato 2 agosto, per chiudere con Contemos la giusta. Oltre che i 6 spettacoli appunto che replichiamo, perché sono spettacoli andati in scena durante il nostro cartellone invernale, ospitiamo quest'anno il Gran Premio Fita a Wilt, che è regionale, che è dedicato ad Aldo Presotto, presidente della Fita Wilt, recentemente scomparso, dunque è in suo ricordo. Questo appuntamento è in programma sabato 26 luglio. Andrà in scena un incantevole aprile della Compagnia del Teatro della Piramide di Magnago, appunto uno degli spettacoli finalisti. E noi come triestini andremo sia a Magnago e poi andremo ad Udine con le 2 compagnie nostre triestine.
Qual è il lavoro della FITA? La Federazione Italiana Teatro Amatori appunto è una federazione che raggruppa tutte le compagnie amatoriali nazionali di tutta Italia. Nello specifico qui nel Friuli Venezia Giulia ci sono 3 comitati che vengono coordinati dalla FITA regionale e siamo in tutto circa 80 compagnie appunto che fanno parte di questa federazione che tutela un po' quello che è il teatro amatoriale a livello nazionale. Dunque ancora una serie importante di impegni per l'associazione che raggruppa le compagnie amatoriali triestine, che il Comune di Trieste da anni riconosce e sostiene. È un'attività culturale molto importante perché dietro alle rappresentazioni ci sono gli scrittori, gli sceneggiatori e chi evidentemente la lingua triestina la rende viva più che mai, e quindi sicuramente il momento estivo è un momento importante per promuovere la conoscenza del dialetto e quindi grande riconoscenza alle compagnie dell'armonia per quello che fanno. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo con altri servizi per cui rimarrete in nostra compagnia. A fra pochissimo. Rientriamo in studio, torna a crescere, molto meno però che nel resto d'Italia, l'economia della nostra regione che paga il calo dell'export e le dimensioni ridotte delle imprese. Il PIL cresce di mezzo punto percentuale, sono questi i dati economici contenuti nel rapporto annuale di Banca Italia. In termini, oggi come stiamo? Oggi stiamo in una forma, abbastanza intermedia. Di fatto abbiamo avuto un recupero dopo la pandemia, questo recupero però è fortemente decelerato negli ultimi anni. Negli ultimi 2 anni in Friuli Venezia Giulia la crescita è stata bassa. Un quadro in chiaroscuro, quello delineato dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia del Friuli Venezia Giulia. La crescita c'è stata e ha recuperato il calo del 2023, ma è nettamente inferiore a quella registrata in altre regioni italiane. Se noi andiamo a guardare quello che è successo dalle crisi finanziarie, abbiamo fatto un approfondimento su questo con un'analisi dal 2007, vediamo che il Friuli Venezia Giulia è cresciuto meno, direi abbastanza meno rispetto all'Italia, 6 punti percentuali in meno, e questo è appunto collegato specialmente, direi quasi esclusivamente, agli aspetti della dinamica demografica che sta penalizzando lo sviluppo della regione in questa fase negli ultimi 15 anni. In base all'indicatore della Banca d'Italia, nel 2024 il PIL regionale sarebbe aumentato dello 0,5%. In un contesto di debolezza della domanda estera, l'attività economica è stata sostenuta dalla dinamica dei consumi e della spesa pubblica finanziata anche dai fondi PNRR. La riduzione dell'export è stata del 4,5%, un trend che dura ormai da 2 anni e a risentirne è soprattutto l'industria, ad eccezione della cantieristica. C'è anche un altro aspetto che è quello della frammentazione del sistema produttivo, cioè quindi la piccola impresa, il ruolo della piccola impresa, nel senso che noi vediamo che specialmente le dinamiche innovative sono connesse alla presenza di grande impresa e la qualità della domanda di lavoro è connessa alla grande impresa. La movimentazione nei porti di Trieste e Monfalcone segna un più 6,3%, ma si riduce il traffico dei traghetti Ro-Ro, segno della debolezza dell'economia tedesca, mentre gli effetti della crisi del Mar Rosso sui container si sono riassorbiti nel corso dei mesi. Nel 2024 l'occupazione in regione è cresciuta dell'1,5%, soprattutto tra gli autonomi e i dipendenti a tempo indeterminato. Nonostante le modifiche del codice della strada, il numero di incidenti in un anno a Trieste rimane elevato secondo l'ultimo report della Polizia Locale. Troppi, inoltre, gli incidenti mortali, 11 nel periodo dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025. Anche le modifiche del codice della strada non hanno apportato, almeno sul territorio di Trieste, un grande beneficio in termini di diminuzione di incidenti stradali, quindi quelli sono sicuramente un'attività preponderante e purtroppo stabile. Numeri più o meno in linea con quelli del report precedente, illustrati alla caserma di via Revoltella i dati sull'attività della Polizia Locale di Trieste, preso a riferimento è il periodo dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025. Preoccupa il numero elevato degli incidenti, 1937 in un anno, di cui 1161 con soli danni materiali, 765 con feriti e 11 mortali. Quest'ultimo un numero elevato per una città come Trieste, come ha sottolineato il comandante
Walter Milocchi. In ben 179 episodi, inoltre, è stato investito un pedone. E qualche vizio così dei triestini sulla sosta, perché c'è anche la decurtazione dei punti quando ti metti in fermata bus, e quindi insomma abbiamo cercato di perseguire soprattutto tenere a viva le fermate bus, i parcheggi per disabili, le zone carico-scarico merci. Migliaia le violazioni del codice della strada accertate per mancata revisione del mezzo, fuga da incidente, mancata assicurazione, guida col telefonino e senza cinture, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, mancata precedenza a pedoni e veicoli e omissione di soccorso. Sul fronte dell'attività di contrasto a violenza, stalking e abusi, in un anno sono stati effettuati 31 arresti e 371 denunce. Polizia locale impegnata anche nella lotta al degrado. In un anno 443 DASPO e 5 allontanamenti dalle zone rosse. Il corpo municipale è stato impiegato anche per il monitoraggio dei tanti grandi eventi a Trieste. Fra le novità di quest'anno l'unità cinofila, l'armamento e il servizio H24. L'impiego delle pattuglie notturne va ad aumentare il carico di lavoro, 231 i membri del personale fra agenti, ispettori, commissari e dirigenti, ma spiega Milocchi, sono un importante aiuto per tutte le forze di polizia. Ovviamente toglie 2 pattuglie negli orari diurni, insomma, quindi sono 2 pattuglie in meno durante il giorno, ma questo di notte sgrava le altre forze di polizia di dover rilevare incidenti stradali. Insomma. Sempre più verso nuovi controlli e l'adozione di dispositivi di sicurezza per arginare il fenomeno delle risse in città. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Piazza e l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo. E ripeto, con l'arrivo del nuovo prefetto metterò in moto una serie di controlli molto importanti. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ancora una volta lo rimarca la nostra emittente. In corso di valutazione un piano antiviolenza a Trieste da condividere il prima possibile con il nuovo prefetto. Un giro di vite, una stretta con nuovi controlli e presidi del territorio che potrebbe ricalcare il modello delle zone rosse. Le risse in città ormai avvengono ogni settimana, soprattutto di sera, ma non solo. Molte volte, come ricorda anche l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, Caterina De Gavardo, c'è un chiaro elemento scatenante. Protagonisti di questi episodi, cittadini stranieri, ma anche triestini. No, ci siamo resi conto che l'alcol sicuramente è un detonatore a tantissime situazioni che poi a causa dell'alto tasso di alcol possono sfociare in situazioni di disagio e degrado costante. Il comune, nella persona del primo cittadino, può ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e antialcol che nel recente passato avevano posto un freno alle violenze. Sì, le ordinanze sindacali che noi avevamo introdotto per la prima volta nella storia della nostra città il 1° agosto del 2024 ponevano dei limiti anche all'apertura dei locali, ponevano il limite delle 24 come obbligo di chiusura serale in alcune determinate piccole zone della nostra città ed erano stati uno strumento piuttosto importante che aveva dato sicuramente dei buoni risultati e si tratta però di uno strumento temporaneo e limitato nel tempo e limitato nell'area. Vanno fatte le giuste valutazioni di quali siano le aree più sensibili su cui poter applicare questo strumento e chiaramente queste valutazioni vanno fatte a livello globale in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco che quindi non si può escludere un intervento mirato con l'impiego di forze dell'ordine in varie aree della città per intensificare i controlli nelle ore pomeridiane e in quelle serali, da Piazza Perugino e Piazza Venezia fino al Salotto Buono di Trieste, Piazza della Borsa e Piazza Unità. Risse e liti anche con il lancio di tavoli, sedie, bottiglie e l'utilizzo di tirapugni che ormai avvengono in mezzo a turisti e famiglie. A Gorizia gli eventi della Capitale Europea della Cultura trainano il turismo nei primi mesi del 2025. I dati sono stati presentati in municipio, presente l'assessore regionale Bini. Oltre 28.000 visitatori in Castello da gennaio a maggio, visite guidate e passeggiate regolarmente sold out, numeri in costante crescita di biglietti staccati per mostre e musei cittadini. A Gorizia gli eventi marchiati Go 2025 trainano lo sviluppo del turismo. Nei primi 4 mesi dell'anno l'incremento delle presenze in città è stato del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati sono stati presentati in municipio alla presenza dell'assessore regionale
nazionale al turismo Sergio Emidio Bini, che ha ricordato come già nel 2024 Gorizia e il territorio circostante, Monfalcone e il Collio, hanno raggiunto il 500.000 di presenze, più 6,8% rispetto all'anno prima, più 31,6% in 5 anni. Molto soddisfatto il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha parlato di una vera rivoluzione. Dati per quanto riguarda il comune di Gorizia eccezionali nei primi mesi di quest'anno, e sappiamo che gennaio, febbraio, i primi di marzo non sono dei mesi tradizionalmente vocati al turismo. Abbiamo raddoppiato le presenze in Castello, perciò il simbolo del nostro turismo. Abbiamo sentito i dati anche di Confcommercio per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera, che è quadruplicata nel corso dell'ultimo anno e mezzo, da meno di 300 posti letto a oltre 1000 posti letto, oltre circa 1100 posti letto. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Coronini, che è riuscita entro i primi mesi di quest'anno a raddoppiare i dati dell'edizione precedente. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Cassa di Risparmio, con le tante opportunità. Ecco, davvero poi ci sono anche tanti altri soggetti che concorrono insieme a noi, ma Gorizia è letteralmente esplosa, i cittadini se ne rendono conto, e una cosa che mi ha fatto davvero piacere, testimonianza di Confcommercio, che dice coloro che vengono a mangiare da noi e a dormire da noi sono tutti felici di quello che vedono nella città di Gorizia. Chiudiamo tornando ieri alla premiazione in comune di Attilio Tesser. A Attilio Tesser, in segno di apprezzamento e ringraziamento per il fondamentale contributo alla permanenza della Triestina Calcio in Serie C, frutto di un intenso lavoro sempre contraddistinto di serietà e impegno da una non comune capacità di motivare i giocatori anche in un momento difficile come quello affrontato di recente dalla squadra. Commozione sincera quella di Attilio Tesser nel ricevere il riconoscimento del Comune di Trieste dalle mani del sindaco Roberto Di Piazza per aver contribuito in modo decisivo a salvare la Triestina in Serie C. Una cerimonia informale ma sentita, quella nel salotto azzurro del Comune, con la moglie del mister Nicoletta, anche lei visibilmente emozionata, e una truppa di supporter dell'Unione capitanati dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Corrado Tremul. Essere premiati dal sindaco è un qualcosa di importante. È un premio per quello che è stato fatto quest'anno qui. Io lo dedico alla città, ma ai miei collaboratori e ai ragazzi che sono loro poi i protagonisti che vanno in campo, e anche alla società che ha contribuito sicuramente a fare il suo in questo momento, e a tutti i tifosi, perché Trieste merita ben altro. Quanto al futuro, il primo a blindare mister Tesser per la prossima stagione è stato proprio il sindaco, ma bisogna fare presto. 9 punti non sono pochi, se programmi qualcosa di fatto bene sono recuperabili. Quest'anno quanto hai recuperato? L'ira di Dio? Sì, se poi dipende dalla squadra che faranno e chi allenerà questa squadra. Tu devi... da quando sono via non più sentito metto una pregiudiziale secca, se no non vi parlo più. Il sindaco ha provato a blindarti, sembrava una puntata di calciomercato. Sì, è stato gentile, cordiale, come sempre, persone gentili mi fanno sentire l'affetto veramente della città, che lo sento profondo, e lo ringrazio per tutto questo qua. Però dal giorno che è finito il campionato, io, a parte 2 giorni dopo per salutare Menta, non ho più sentito nessuno della società. Sofia e noi ieri hanno avuto sicuramente il problema dell'iscrizione. Io sono qua, sono disponibile a rimanere a Trieste perché sto bene. In questi ultimi giorni mi sono arrivate, proprio in questi ultimi 2 giorni, da sabato e domenica, delle proposte lavorative, e quindi spero che, se la Triestina può avere su di me un pensiero, che si facciano loro sentire. La mia disponibilità c'è, perché dopo devo valutare anche altre situazioni. Ripeto che sono nate proprio tra sabato e domenica. È tutto, ci vediamo alle 17:55 con Trieste in diretta e alle 19:30 con il telegiornale. Buon proseguimento, buon pomeriggio, a più tardi.